Professor Perilongo, che idea ha di Arsenal.it? Ma l'idea che io ho di Arsenal è di sostanzialmente un laboratorio per l'elaborazione di progetti che riguardano in generale la digitalizzazione della sanità nel Veneto, nell'ottica poi di produrre appunto prototipi e modelli da estendere anche a livello nazionale. Quali ritiene siano oggi gli elementi caratterizzanti l'operato di Arsenal? Ma non mi è facile dirlo, ma credo che l'elemento caratterizzante è quello di essere un consorzio, cioè di parlare o di cercare di parlare con voce univoca. Mi pare di capire che uno dei grandi problemi del mondo odierno è di avere dei sistemi telematici che parlino fra di loro. E l'approccio così consortile al problema mi sembra che siano degli elementi caratterizzanti e univoci che Arsenal propone nel processo di digitalizzazione della sanità. Quindi, secondo lei, il consorzio potrebbe essere un modello replicabile fuori dalla Regione Veneto? No, questo non saprei rispondere. Mi pare che se ho individuato nell'approccio consorzile uno degli elementi caratteristici di Arsenal, allora auspicherei perlomeno che questo stesso modello fosse replicato in modo tale da avere una omogeneizzazione dei linguaggi telematici con cui i vari sistemi dialogano fra di loro. In ultimo, a suo modo di vedere, quali potrebbero essere gli ambiti nei quali Arsenal è in grado di dare un valore aggiunto nel prossimo futuro? Ma allora l'elemento credo che primo nella lista è quello di lavorare sul fascicolo elettronico e facendo in modo che questo fascicolo elettronico vada dalla corsia dell'ospedale alla casa del paziente in qualche modo e quindi rappresenta un patrimonio sostanzialmente per il cittadino oltre che per gli operatori. Comunque credo che il valore aggiunto di Arsenal è quello di essere probabilmente l'unico sistema, per come è stato concepito, ritorno al concetto di consortire, per essere in grado di produrre delle soluzioni condivise e di sistema a quella che è la sfida del futuro, che è appunto la digitalizzazione, io credo, della sanità, che è destinata a operare delle rivoluzioni che arrivano proprio nel modo in cui faremo medicina nel futuro e nel modo in cui noi garantiremo al cittadino malato le proprie cure.